È un atto vergognoso di persone vili che si nascondono dietro ad una bomba, a due bombe, come hanno verificato poi gli artificieri. È una vergogna perché attaccano le idee di un partito che è stato democraticamente eletto e attaccano probabilmente il buon governo di Matteo Salvini. La violenza non ci fermerà, gli fa eco l'onorevole Eric Pretto. La Lega è un movimento sano e forte, unito e compatto, scrive in una nota, e non si farà certamente intimidire da azioni vergognose. Intanto, dopo l'attentato che ha colpito la sede simbolo del movimento in Veneto, il K3 di Treviso, è arrivato l'ordine di rafforzare il servizio di sicurezza attorno alle sedi del partito in tutta la regione, diventate oggi più che mai con la Lega e il governo obiettivo sensibile. Sicurezza che al momento si concretizza con passaggi quotidiani e frequenti di pattuglie delle volanti davanti alle sedi, pronti ad intercettare situazioni o soggetti sospetti, allertati anche gli stessi addetti alle segreterie affinché prestino particolare attenzione ad eventuali buste o pacchi di dubbia provenienza. Ma non sono solo le sedi istituzionali ad essere assoggettate a maggior sicurezza, anche gli uffici politici o di rappresentanza degli onorevoli della Lega eletti alla Camera e al Senato. Dallo stesso Eric Pretto alla ministra Erika Stefani saranno così monitorati costantemente dalle forze dell'ordine, confidando che l'attentato non sia un'escalation per nuove, più pericolose azioni.